No, no, non ti preoccupare. Alle 6. Vai, mo potevo passare. Da Cugani. A venire da così. Da pazzi, no? Devo arrivare fino a sotto casa nostra, no! Alle Landi dobbiamo andare! Io la faccio domani! Da come facciamo prima? Vieni Nella! Dai! Io lo so! Certamente per la Francia. Voglio dire, c'è quella specie di tettoia lì che se ti casca... Uno, non l'abbiamo ancora finito. Alla fine fai anche tu un terzo. Sono di più. È un vale! Ma hai vinto te la 21? Sì. Eh beh, che domanda, vero? Quasi ti offenderesti per questa non ho domanda. vinto la 21. Faccio. Via Lorenzo, forza! Che tu vinci un altro premio stasera, indovina quale? Dai! Se qualcuno mi sente, qui mi presta attenzione alle mie parole. Hai finito? Vabbè, ora arriviamo, dai! Cioè, ha le risorse che non riescono a dire, cioè non riescono... Dai bella, vai! Qui c'ho troppo... Ah no! Perché io vedevo sabato fa? Secondo me tutte le fotografie Dai! Guarda, ora ti faccio vedere. Quasi nel mondo, Gerardo Leonetti, presidente della Proloco Pierino D'Onofrio, si corre per la quarta volta la maratona dei Monti Dauni, tante soddisfazioni. Quanti atleti partecipano? Oggi ci sono 35 atleti per la mezza maratona e 60 atleti, circa 60 atleti per la maratona. Un centinaio di atleti, di cui molti santagatesi. Per voi che appunto avete uno sforzo organizzativo non indifferente per organizzare ogni anno questa maratona e tutte le altre manifestazioni sportive e culturali, sono soddisfazioni quando anche i locali, ecco, amatori, professionisti partecipano così in massa? Certamente, infatti noi stiamo pensando di costituire insieme alla Proloco una società sportiva, più che una società, una polisportiva che possa appunto abbracciare altri sport. E comunque questa dell'atletica che fosse più numerosa. Ma noi vorremmo appunto creare questa società sportiva per creare ancora mettere insieme altri sport come il ciclismo, faremo il 10 ottobre faremo l'ennesimo campionato regionale della montagna di ciclismo, ma anche cercare di fare calcio a 5 e altre cose. Quindi il nostro intento è proprio quello di creare insieme alla Proloco con una società sportiva che probabilmente si chiamerà Unione Sportiva Proloco con il riconoscimento del CONI, potrebbe insomma avviare tanti ragazzi che finalmente si stanno cimentando anche in queste discipline.
Ormai le gare sant'Agatesi sono ambite a livello agonistico perché appunto fanno parte dei circuiti provinciali e regionali, però è anche vero che tutto rientra in un'ottica di promozione turistica, tanto è vero che quest'anno il percorso è stato leggermente modificato e si riconduce tutto all'interno del paese ed è stato fatto anche in un giorno di sabato pomeriggio in cui la gente può partecipare. Sì, ma infatti è proprio questo, cioè questo rientra in quel discorso che tu dicevi della promozione del territorio, che poi è il nostro obiettivo più importante. Questa gara di oggi, questa è valida per il campionato provinciale della FIDA, quindi riconosciuta da raccolta, ed è valida per il campionato regionale della WISP. Quindi stiamo avendo delle grosse soddisfazioni, stiamo già ricevendo delle proposte per fare di questa gara l'anno prossimo, di fare la 6 ore, per farla diventare quindi una gara molto, molto importante. È chiaro che abbiamo cercato di fare questo percorso in città, in paese, proprio per rendere più vivo, anche per far partecipare più la gente. Mi rendo conto che i problemi ci sono perché chiaramente ci sono dei problemi legati al traffico, che purtroppo diventa difficile poi chiudere le strade per 6 ore, perché così significa chiudere il paese, perché purtroppo le strade sono queste. E quindi insomma ci sono un po' di difficoltà sotto questo aspetto, cercheremo di superare anche queste difficoltà l'anno prossimo e di organizzarci anche un po' meglio sotto questo aspetto. Gerardo, in un cammino sempre di collaborazione, sempre più ampio tra le associazioni cittadine, i prossimi impegni della Proloco e della compagnia teatrale? Allora, il prossimo impegno della Proloco appunto sarà intanto il 10 ottobre con il campionato regionale della montagna di ciclismo e adesso riprenderemo a settembre con un corso con l'Associazione Italiana Amici del Presepio che si è formata una sezione che si chiama Candela Santa Caria di Puglia che nasce anche all'interno della Proloco, ci saranno dei corsi di arte presepiale e quindi poi a Natale faremo una bella mostra di arte presepiale e poi è chiaro che il nostro discorso deve essere di collaborazione con tutti quanti voi, con l'Associazione Ragazzi del Mondo e del Primo, ma anche con le altre associazioni di Sant'Agata, così come abbiamo fatto per tante manifestazioni culturali quest'anno. Grazie Gerardo, alla prossima! 75 mezza, 94 mezza, 98 maratona, 116 mezza, 64 maratona, 66 maratona, 81 maratona, 90 mezza, 34 mezza, 80 maratona, 78 maratona, 50 mezza, Magnese Luigi, oggi compie 50 anni, buon compleanno a Luigi. Grazie.